Alessio, all'onorevole Gardini la domanda. Sì, l'onorevole Gardini è una europarlamentare importante del nostro territorio, del Veneto, e quindi penso sia interessata in primo luogo, come tanti altri europarlamentari, alla vicenda che attualmente è portata avanti nel Veneto, ovvero il progetto di legge 342 che è in discussione in Regione, che sarà votato tra pochi giorni, per l'indipendenza del Veneto, cioè per dare al Veneto e ai veneti una prospettiva nuova che li apra in Europa innanzitutto, ma al mondo. Bene. Che cosa farà lei su questo progetto in Europa per sostenerlo? Io penso che sia una fase molto affascinante di questo percorso, se ne è parlato tanto, a volte a proposito, a volte a sproposito, con toni pacati, meno pacati. Io credo che se si arriva a questo referendum, credo che possa essere un momento straordinario per cominciare una riflessione concreta nel quale coinvolgere tutta la popolazione del Veneto. Perché, io penso che ci siano dei temi, soprattutto quando sono così di fondo, sui quali, come dice Hannah Arendt, non si possono lasciare soltanto gli scienziati di professione o i politici di professione a ragionare, ma sono temi sui quali tutti i cittadini e tutta una comunità deve essere coinvolta a riflettere, quindi potrebbe essere una grande occasione per iniziare un modo nuovo. Soprattutto in momenti di crisi io credo che la partecipazione debba essere la più ampia possibile, perché bisogna recuperare proprio questo senso di appartenenza ad una comunità che insieme pensa, riflette, opera delle scelte e intraprende delle strade. Quindi ben venga. Bene. In una recente trasmissione televisiva dove eravamo ospiti assieme, lei si è impegnata a partecipare al nostro incontro, Sì. Conferma questo, e discuteremo di indipendenza, quindi è preparata a sostenere questa idea di confronto sul tema? Assolutamente sì, attendo l'invito e confermo la mia disponibilità, ma anzi la mia voglio dire, anche la propria voglia di partecipare, perché Bene. questo sarà un'ottima occasione. Grazie, per conoscervi. Piazza Europa finisce qui, ora diamo...